Luca, un campione, veneto, l'accento non lo tradisce mai, in lui tutti i valori della nostra terra. Luca combatte, è il suo lavoro. Luca racconta alle aziende come lo sport insegna, anche uno sport apparentemente e popolarmente crudo. Regole, rituali, lavoro, resistenza a rottura per sollecitazione dinamica determinata con apposita prova d'urto. A 28 anni ha un record professionistico di 28 match, 24 vinti, 8 KO, 2 persi e 2 pareggi. Nel 2016 ha vinto il titolo italiano Super Gallo e nel 2017 il titolo dell'Unione Europea. Ha conquistato la cintura europea nel 2018 e ha difeso il titolo in altre 3 occasioni. Tra pochi giorni combatte per il titolo italiano. Luca stasera cerca di collegare attraverso una serie di parole chiave 2 mondi che possono sembrare distanti, che sono quello dello sport e quello del business. E quindi ti lascio la scena. Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui in questa serata. Ringrazio voi tutti presenti e soprattutto ringrazio Ukido di avermi chiamato appunto non solo come campione sportivo, forse anche un po' una mosca bianca del nostro sport, il pugilato, ma anche come relatore e formatore in questa, spero, bella serata. E spero di regalarvi un po' di quella che è la mia esperienza attraverso alcune parole chiavi, parole che ritengo fondamentali nel mondo dello sport, ma molto probabilmente hanno delle grosse aree di intersezioni col mondo del business. E appunto io sono così, sono un super gallo e come super gallo sono anche questo. Il mio sport, sono un pugile professionista, come Roberta, che ringrazio tanto di avermi invitato a parlare qui, mi ha presentato, appunto, questo è il mio sport. Ma io sono stato anche questo, quindi a 17 anni sono stato una promessa e non volevo rimanere su una promessa. Vediamo purtroppo in molte occasioni tante promesse che rimangono solo semplici promesse. Io mi ero promesso invece di fare qualcosa in più e quindi vorrei iniziare con quella che a mio avviso è una parola chiave. Vorrei parlare appunto di rischio. La mia attività sportiva è iniziata all'età di 15 anni nel mondo del pugilato. Ho fatto una buona carriera dilettantistica e poi, come tutti i ragazzi, iniziano il lavoro. E a quel punto ho dovuto decidere, quindi assumermi un rischio. All'età di 20 anni ho deciso se continuare a lavorare nel mio studio di geometra oppure inseguire quello che era il mio sogno. E logicamente, come ben potete immaginare, la scelta è stata decisiva. Mi sono assunto questo rischio e ho lasciato tutto. Ho lasciato l'ufficio e ho iniziato a pulire quello che era la nostra palestra. Ho iniziato a frequentare la palestra e tenere i corsi e piano piano a essere sempre più presente all'interno della stessa. E questo mi ha dato la seconda parola chiave, che è il tempo. Tempo di dedicarmi a quella che era la mia attività, tempo di dedicarmi alla mia passione. Sicuramente i miei 20 anni rappresentano un po' gli anni 80 del mondo dell'imprenditoria. Io credo che il treno passa e soprattutto nello sport bisogna essere bravi a prendere al volo certe occasioni. E questi treni che passano vanno colti e io ho saputo coglierli nell'età in cui la maggior parte dei ragazzi non hanno ancora la consapevolezza e la maturità di fare delle scelte, di capire che cosa vogliono fare da grandi. Il tempo. Questa è una foto, un rituale importante, il peso ufficiale. È una serata assolutamente da ricordare nonostante il verdetto finale. Nonostante questo, si vede quanto i due pugili sono carichi, sono assolutamente determinati, ma a mio avviso forse non si nota che dentro di loro la preoccupazione è veramente tanta. E anche qui il discorso del tempo.
Il peso ufficiale, bisogna centrare il peso, bisogna rientrare nella categoria. La mia categoria è il Super Gallo, 55 kg, 338 grammi, 122 libbre. E questo è un tempo d'azione, questo, il tempo di preparazione, inizia molto presto. E per far questo ci vuole assolutamente il coraggio. Il coraggio di osare, il coraggio a volte anche di lasciare tutto per dedicarsi a fare alcune cose che noi riteniamo assolutamente fondamentali, quelle che io ho voluto definire le scelte nobili. Che cosa sono le scelte nobili e perché ho voluto coniare, se così vogliamo dire, questo nuovo termine? Il pugilato è la nobile arte. E quindi le scelte nobili rientrano all'interno di tutte quelle che sono quelle scelte che noi riteniamo fondamentali e importanti per noi, ma molto spesso quello che noi riteniamo importante per gli altri non lo è. Vorrei farvi vedere questo video che ritengo assolutamente importante. Io credo che l'allenatore, il maestro nel mio caso, in qualsiasi fase sia di preparazione atletica, fisica, tecnica, tattica, ma anche psicologica, sia fondamentale. Accompagnato all'angolo dal maestro emerito Gino Freo, in Francia nel 2018 campione d'Europa. Sposta te, sposta, bravo, e porta i colpi. Dai, diretto sinistro sotto, bello, boom, ehi, eccolo lì, Bravo Luca, bello, dai! Su, se rottura del primo fiato questa qua, dai ragazzo, Dio buono, siamo allenati a morire, non ti puoi essere stanco. Il fisico è stanco, ma noi sappiamo quanto ci siamo allenati, Luca, te lo sai quanto ti sei allenato, spacca il fiato, tira più colpi, non caricare, tiri i soldi, adesso non serve più caricare. Su, lui è un campione, ma te sei un super campione, sei un super campione tu, Luca. Volevo appunto parlarvi di scelte nobili. Credo che in questo video si veda quanto io sia anche emotivamente legato al mio maestro. Tornando al discorso, le scelte nobili molto probabilmente, come nello sport, così anche in azienda, bisogna assolutamente capire un concetto fondamentale. Noi abbiamo una vision e una mission. Questo è quello che solitamente nello sport, come nelle aziende, qui si è visto chiaramente che io e il mio maestro avevamo la stessa visione, ci sentivamo, eravamo in simbiosi, e lo stesso deve avvenire anche in azienda. Se manca questo, a mio avviso manca anche quella che è la scelta nobile. E appunto per parlare di questo concetto che abbiamo appena fatto vedere, vorrei parlarvi di passione. La passione è tutto. Molto spesso noi dobbiamo imparare a capire che bisogna fare quello che non siamo capaci di fare. È un aspetto molto difficile. Io mi rendo conto quando mi alleno di non essere mai in grado di esprimermi al 100%,
ma poi quando c'è l'evento forse non so, sarà qualcosa che scende dall'alto, ma io riesco a tirar fuori delle fantasie, mi diverto e questa passione a mio avviso alimenta quella che è l'innovazione, perché bisogna essere innovativi, bisogna avere assolutamente la capacità di non fermarsi. Lo sportivo è un abitudinario. Lo sportivo è un abitudinario, ma abbatte questa sfida e il cambiamento attraverso un concetto chiave, che è la sfida. E attraverso la sfida, appunto, lo sportivo impara ad alzare sempre di più l'asticella. Ma se non c'è innovazione, lo sportivo è un imprenditore destinato a fallire. E molto probabilmente anche l'imprenditore è un imprenditore destinato a fallire. Questo è un altro video dove io voglio farvi capire che cos'è il fallimento. E rimane campione d'Italia Vittorio Mattarello. And the new European Super Bantamweight champion from Birmingham, England, Gamal the Beast Yafai. Vince Gamal Yafai, il titolo europeo va in Inghilterra. Come dico sempre, dalle sconfitte c'è tanto da imparare, non è la prima, ma perdere dignitosamente credo sia, come in questo caso, sia di tutto rispetto. Chi mi conosce lo sa, io lavoro duramente, non esaltandomi troppo. Credo che anche una sconfitta, chi mi conosce sa che comunque ho fatto vedere il mio valore. La paura grossa è sempre quella di fallire, no? Io lo dico sempre, il fallimento è una cosa che uno sportivo non dovrebbe mai contemplare, dovrebbe essere sempre, però lo metti sempre in preventivo. A me piace sempre far vedere che se anche si sbaglia bisogna assolutamente trovare gli stimoli per riprendersi e ritrovare nuove strade, nuove avventure, nuovi percorsi. Schiavo chi si arrende, cioè passare sempre il messaggio che se uno non si arrende prima o poi gli obiettivi gli c'entra. Ecco, questo era appunto un altro video, e parlare di sconfitta. Molto spesso succede, il primo video che abbiamo visto è stato il mio primo grande match, il titolo italiano, organizzato a Vicenza, in casa, contro il campione italiano in carica, Vittorio Parinello, al momento 2 Olimpiadi alle spalle. Non è andato come desideravamo, ma da lì abbiamo capito che cosa bisognava fare per tornare e nello stesso anno, alla fine 2016, io poi sono diventato campione italiano della categoria del peso. L'ultimo titolo europeo che ho disputato a Milano in diretta in Mondovisione, è successo più o meno la stessa cosa. Ora è ora di risollevarsi e di riprenderci assolutamente quello che è nostro. Ma secondo voi, e qui vorrei un po' anche coinvolgervi, vediamo chi vuole venire qui. Bisogna trovarsi una o due mosse in avanti. Vorrei farvi vedere, a mio avviso, un concetto chiave. Sì, ho un po' di paura, perché potevo scegliermi un avversario più difficile. Ok, un avversario, ok, questo è il mio avversario. Hai mai fatto pugilato? Sì. In posizione di guardia? Immaginavo. Mi siedo. No, va benissimo. Ecco, ai tuoi livelli. Ok, proviamo, non mi faccio dare un colpo che ho il titolo italiano fra 40 di giorni. Prova a colpirmi col diretto destro. Ok, no, tiro pure quando vuoi. Ok, questa situazione viene creata, ok, tirano più reale, dai, facciamo una cosa reale, rischio. Ok, questi movimenti che noi, grazie. Questi movimenti che noi, potevo scegliermi qualcuno di più semplice, questi movimenti che comunque sono attimi, sono situazioni che noi creiamo in quel momento lì. Lui ha tirato il diretto destro, io avevo già la distanza giusta, sapevo cosa fare, ma molto spesso questo non basta nel mondo dell'azienda, non basta nel mondo dell'imprenditoria, perché bisogna trovarsi, a mio avviso, due mosse in avanti. Questo ce lo insegna anche la vita e infatti per questo vorrei parlarvi di altri due concetti chiave.
Uno è la lungimiranza e l'altro è la previsione. Bisogna essere in grado di non prevedere una mossa adesso, nel momento stesso, ma un po' come nella carriera di uno sportivo bisogna anche fare una previsione a lungo termine. Lo stesso vale anche per il mondo dell'azienda. E quindi bisogna prevedere, fare delle previsioni a medio e a lungo termine. Un altro, questo penso che l'abbiamo visto tutti, questo video. Brianzolo, origine papà. Sarda, gran partenza all'esterno del Giappone. E adesso parte Jacobs, Giappone fuori, Giappone sbaglia, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa, Gran Bretagna all'interno, Gran Bretagna, Cina, può schiacciato il cambio dell'Italia, Gran Bretagna, Italia, Gran Bretagna, Italia, Cina, Gran Bretagna, Italia, Cina, Italia, 37 e mezzo, Italia, 37 e mezzo, non è febbre, è il campione da Camerun. Ce l'abbiamo presente questo fatto accaduto qualche settimana fa e credo che sia veramente per noi un orgoglio, no? Ma in questo video, soprattutto penso che tutti quanti abbiamo quella foto al photo finish dove Tortu taglia il traguardo un decimo di secondo prima dell'avversario inglese, ma fino a un secondo prima era indietro. E qui vorrei parlarvi appunto di un'altra parola chiave, sempre legando il parallelismo dello sport al mondo aziendale. Vorrei parlarvi di cinismo. Il cinismo, a mio avviso, è la consapevolezza di capire che è fondamentale non essere il migliore. Ma l'aspetto fondamentale è essere il primo. Quindi nel mondo dello sport l'importante è vincere. E questo io credo sia un aspetto che soprattutto il mondo dello sport possa insegnare nella vita di tutti i giorni. Ora vi faccio vedere come io intendo il cinismo nel mondo del pugilato. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Ay. Ecco, un video divertente, spero, insomma, l'abbiamo voluto creare apposta per questo intervento, per questo talk. E perché ho voluto farvi un video divertente, ma parlare di cinismo? Credo che un po' come il dolce e il salato, no? Stanno bene insieme. Perché qui avevo un avversario che cercava di provocarmi e io devo essere bravo a non cadere nel tranello, a non cadere nella sua tentazione, essere lucido, essere freddo ed essere cinico, ok? Vorrei concludere appunto parlandovi della sconfitta, dell'ultima, a mio avviso, parte fondamentale di questo talk, della sconfitta, però vorrei lasciarvi comunque un messaggio positivo, perché anche dalla sconfitta credo che si debba imparare, perché nella sconfitta c'è un altro aspetto fondamentale, che è la crescita. Bisogna essere bravi, bisogna metabolizzare. Metabolizzare vuol dire essere in grado di capire che cosa si può fare, che cosa è stato sbagliato, che cosa è stato fatto giusto, e che cosa invece va assolutamente rivisto. Ma credo anche che ci voglia un momento di riflessione, come vi ho fatto vedere molto spesso in questa mia intervento, sul ring non c'è gran tempo di riflettere. E appunto per questo io credo che nemmeno il miglior pugile passi tutta la vita sopra il ring. E perché prima o poi si scende dal ring e io credo che sia lì dove inizia il vero match. Grazie.